penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Il consueto appuntamento bisettimanale con il calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Ieri abbiamo parlato del campionato di Serie D, oggi approfondiremo il discorso con i 2 gironi del campionato di eccellenza, i 4 gironi del campionato di promozione e anche uno sguardo al campionato di prima categoria. Pertanto partiamo subito con il girone A del campionato di eccellenza. Sesta giornata di ritorno, certamente lo scontro più importante si giocava a Misilmeri, dove c'era ospite il Canicattì capolista, che addirittura surclassa con un perentorio 4-0 la sua diretta inseguitrice. La Serie D si avvicina sempre di più. Guardiamo i risultati. Mazzarese.2 batte Cus Palermo 3-0, Parmonval batte Castellammare 2-1, Nis FC batte Dolce Onorio Marsala 4-2. Canicattì batte Don Carlo Misilmeri 4-0, Enna Calcio batte Monreale 3-2, Profavara batte Oratorio San Ciro e San Giorgio 1-0, Acragas 2018 batte Casteltermini 3-0. Adesso sono 10 punti di distacco tra il Canicattì e la Don Carlo Misilmeri. Vedremo cosa succederà a questo punto perché inizierà la bagarre playoff. In testa la squadra di Bonfatto con 54 punti, 44 Don Carlo Misilmeri, 43 punti Acragas 2018, 41 Profavara, 37 punti Enna Calcio Mazzarese.2, 34 Nis FC, 31 punti Parmonval e Castellammare, con 30 punti Unitas Sciacca e Oratorio San Ciro e San Giorgio, 28 punti per il Mazzara, 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 8 punti. A questo punto lo scontro tra Canicattì e Profavara di domenica prossima potrebbe decidere i giochi per quanto riguarda questo girone A del campionato di eccellenza. Ma guardiamo il tabellino completo. Parmonval Cus Palermo, Acragas 2018 Castellammare, Canicattì Profavara, Enna Calcio Casteltermini, Nis FC Mazzara Calcio, Oratorio San Ciro e San Giorgio Dolce Onorio Marsala, Mazzara.2 Don Carlo Misilmeri, Unitas Sciacca Monreale. Vittoria fuori casa della Nis FC che cerca con questa vittoria di tenere ancora vive le speranze di un aggancio playoff. Vittoria fuori casa contro il Dolce Onorio Marsala. La partita è finita 4-2 a favore dei nisseni. Mariano Di Dia di Strasatti, 22esimo turno del massimo campionato regionale siciliano. La Nissa di mister Bognanni reduce dal pari beffa nell'ultimo turno Alfonso Virciglio di Campofranco per 2-2 contro il Marineo. Ospita una Dolce Onorio Marsala, reduce invece dalla sconfitta sul campo dell'Unitas Sciacca. Dirige l'incontro il signor Rosario Zangara della sezione di Palermo, coadiuvato da Fardella e Cucci di Trapani. Passiamo alle immagini di questa partita grazie alle immagini che ci giungono da Mario Carpinteri, che si apre al giro di boa della prima frazione di gioco con Ilario che si libera bene sulla tre quarti, allarga la sfera lì dove Camarà rientra sul destro, cicca e strozza il suo tentativo. Al 27esimo arriva il vantaggio biancoscudato, corner di Ilario, imperfetta la parata di Furnari, ne approfitta allora Bisogno che mette lo zampone per il vantaggio degli uomini del presidente Giammusso, che possono festeggiare al Mariano Di Dia, non esente da colpe nell'occasione Furnari, che si farà anche male nell'occasione. Al suo posto allora dentro Figlioli non farà una gran figura il portiere della Dolce Onorio Marsala sul tentativo successivo al 40esimo, palla riscodellata dentro da Caronia, si avventa Camarà sul pallone, colpo di testa che va a beffare il neoentrato Figlioli. Anche in questa occasione qualche responsabilità per l'estremo difensore marsalese. Termina così la prima frazione di gioco sul parziale di 2-0 in favore della Nissa, che ha potuto sfruttare anche gli infortuni da parte della Dolce Onorio Marsala. Cinica la formazione di mister Bognanni, in vantaggio grazie alle marcature di Bisogno e Camarà. Passiamo al fin della ripresa che si apre con la Dolce Onorio Marsala che accorcia le distanze e Muiala che riapre la partita.
Filtrante di foglia splendido, un cioccolatino solo da scartare per Muyala, azione tutta in verticale da parte dei padroni di casa che così si portano sul parziale di 1-2 al Mariano di Dia di Strasatti. Inizia invece la girandola di gambi per mister Bognanni che getta nella mischia Pardo in luogo di Rizzi al 72esimo. Resterà però in 10 uomini la Dolce Onorio Marsala, l'assistente del direttore di gara. Richiama a sé il signor Zangara e un giallo si trasforma in rosso, costretta allora in 10 uomini a Dolce Onorio Marsala, ma ancora una volta si farà del male da solo, retropassaggio errato sul quale si avventa Mattia Reducci che timbra il cartellino anche questa domenica e porta la Nissa sul doppio vantaggio. Freddo e glaciale il numero 9 di mister Bognanni. All'85esimo ci sarà spazio anche per il numero 19 Pardo che si libera bene col mancino, fermato solo dal legno. Alla destra di Figlioli all'88esimo la gloria per Pardo, arriva Filtrante di Bisogno, impassibile la retroguardia della Dolce Onorio Marsala, ne approfitta Pardo che per la seconda domenica consecutiva va in rete e fissa il risultato sull'1-4. Ci sarà nel finale però un sussulto d'orgoglio della Dolce Onorio Marsala con il filtrante di Gennaro per Gen, si insinua in mezzo a due, sterza sul destro, salta Conti, infila Chebba, azione magistrale da parte del numero 7 Marsalese che prima riesce a passare tra Bisogno ed il compagno di squadra, poi lascia di sasso Conti e con un destro preciso fissa il risultato sul definitivo 2-4 al Mariano di Dia di Strasatti. Infatti la Nissa si impone sulla Dolce Onorio Marsala, ritrova la vittoria alla compagine di mister Bognanni. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima. E parliamo del big match Don Carlo Misilmeri Canicattì. All'inizio certamente un risultato del genere era veramente inaspettato. Merito al Canicattì che conferma la sua grandissima stagione. Guardiamo il servizio. Si parte col film del primo tempo, dopo un affondo di marca locale ci prova anche il Canicattì con Gueye, pallone tra le braccia di Zummo, poi il pallone di Privitera viene aperto per Iraci, schiaccia troppo il diagonale, errore non da lui, attacca ancora il Canicattì con Privitera per Iraci, ingaggia l'1 contro 1, Iraci alla conclusione la doppia deviazione, arriva Iezzi che fa 0-1, il 14esimo, il Canicattì sblocca il risultato, gol molto importante di Gueye, oggi preferito nel trio offensivo a Matera, attacca ancora il Canicattì, azione bellissima che porta alla conclusione Gueye, siamo al 19esimo, è 0-2 per gli ospiti che mettono in chiaro le cose già nella prima frazione contro la Don Carlo Misilmeri, ancora il Canicattì, a destra c'è Iraci, ingaggia l'1 contro 1, poi invece preferisce mettere per Di Mercurio una deviazione, favorisce il cross dentro per Gueye, viene tutto annullato per posizione di fuorigioco, ma che errore da parte della terna arbitrale in questo caso, da una protesta all'altra, perché la Don Carlo Misilmeri qualche minuto dopo attacca su calcio di punizione e Concialdi infatti a battere dalla destra, il suo tentativo di traversone in area viene respinto a Barbagallo, cade un giocatore della Don Carlo in area, ci sono le proteste, non c'è però nessuna segnalazione da parte del fischietto, ancora Don Carlo Misilmeri, bella trama alla ricerca del gol dell'1-2, arriva la sfera a Cosentino in area di rigore, clamoroso l'errore dell'esperto difensore quando attacca ancora Don Carlo Misilmeri con Pellegrino dalla sinistra, il suo traversone viene solo toccato da Di Giuseppe, poi Concialdi prova in acrobazia tra le braccia del portiere Barbagallo, duplice fischio. Allora a fine primo tempo la Don Carlo Misilmeri è sotto per 2-0 contro il Canicattì, i gol quelli di Iezzi e Gueye fra 17esimo e 19esimo. Partiamo col film della ripresa, subito Prezzabile allarga il gioco a destra dove c'è la conclusione di Iezzi, la sua doppietta, quella che vale il 3-0 del Canicattì in apertura di ripresa contro la Don Carlo Misilmeri, ancora il Cattì, azione a destra dove c'è il neoentrato Matera, cerca il tentativo, il pallone viene anche deviato da Zummo in calcio d'angolo, ci prova la Don Carlo Misilmeri fino alla fine con il pallone che arriva a Mondino dal corner, cerca di spostarsela sul mancino, riesce a farlo, impegna il portiere Barbagallo in presa centrale, schema al minuto 84 che libera la conclusione, Desiderio Garufo 4-0, gol bellissimo quello del Canicattì nel finale, miracolo invece di Zummo sul tentativo ravvicinato sul colpo di testa da parte di Selin Padovani e poi il triplice fischio, questa sì che è una vittoria importante per il campionato del Canicattì che vola a più 10 sulla Don Carlo Misilmeri.
Vittoria importantissima del Pro Favara, adesso sono soltanto 3 i punti di distacco dal secondo posto. Una vittoria certamente non facile contro l'Oratorio San Cile e San Giorgio. Sottotono rispetto alle ultime prestazioni, però non c'è niente da dire a questi ragazzi, comunque hanno dato tutto e io li devo sempre ringraziare, li dobbiamo tutti quanti ringraziare, perché indipendentemente che dalla prestazione, questa squadra deve passare dalla prestazione al risultato, diversamente non può fare. Oggi, malgrado non stavamo bene, siamo riusciti a fare un risultato importante. Anche giocando sottotono, anche aver sprecato diverse occasioni da gol, però non ci hanno mai tirato in porta, quindi ci siamo bene comportati sulle zone difensive, soprattutto con la linea difensiva. Una società in cui è uscito fuori un bel gruppo di ragazzini e siamo fortunati in questo, perché anche le altre società che militano in questo campionato a volte hanno qualche problema in questo senso. Invece noi riusciamo sempre ogni anno a tirare fuori qualche giocatore che si mette in mostra. Ricordiamo Marchica che è già 6 anni che è qui, quindi è ragazzino. Ricordiamo Camilleri che è un 2002 ma già 3 anni che è qui. Abbiamo l'infortunato Contino, che non ce lo dobbiamo dimenticare, perché è un ragazzo che si è fatto male e lo aspettiamo a braccia aperte, perché è un 2002 e l'anno scorso tra l'altro sempre convocato nelle rappresentative, quindi speriamo insomma che questi ragazzi l'anno prossimo si possono prendere delle soddisfazioni tutti insieme. Come ho detto sempre, in una famiglia il capofamiglia deve tirare la carretta, poi deve avere vicino delle persone che lo stimolano, e questa è proprio una famiglia, quindi il merito è di tutti. Mi sento orgoglioso di fare parte di questa società e mi sento orgoglioso di questo gruppo, ma il merito è di tutti, non è solo di una persona. Perché le partite, 3 partite ogni settimana, si sono fatti sentire sulle gambe. Fortunatamente stiamo reggendo bene, i risultati stanno arrivando e ora domenica c'è il Canicattì e ce l'andiamo a giocare a Canicattì. Oggi ha fatto il risultato a Misilmeri, faccio i complimenti pure a loro. Domenica sarà una bella partita, un derby sentito e bello da vedere. L'arrivo di Terranova ad Agrigento ha certamente fruttato punti pesantissimi. Un'altra ennesima vittoria, questa volta fuori casa contro il Casteltermini. È finita 3-0. Guardiamo gli highlights. Benvenuti a Casteltermini, 7ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone A. Tra poco si affronteranno il Casteltermini e l'Acragas. La partita mette in palio punti importantissimi per gli obiettivi differenti delle due formazioni. Il Casteltermini è in lotta per la salvezza, l'Acragas per confermarsi nei piani altissimi della classifica. È tutto pronto per il calcio d'inizio affidato all'Acragas. Inizia adesso il derby agrigentino, Casteltermini-Acragas, Piuca per Ioboa che torna in campo dopo 3 turni di squalifica, Ferrigno e poi ancora Piuca, pallone per Bellanca, il cambio gioco a memoria per servire Prestia, fermato e poi palla direttamente sul fondo, Piuca. Palla per Finessi, attenzione il tocco morbido! Che gol di Jacopo Finessi che non si ferma più, terzo gol di fila al 18esimo, la spacca lui la partita, Jacopo Finessi
assist perfetto per il gol capolavoro di Jacopo Finessi. Ancora Prestia che adesso gioca a sinistra, Prestia contro Agnello, poi Meta, Silla, Ferrigno intercetta, Ferrigno non va, Akragas vicinissimo al 2-0 con Ferrigno che non c'entra allo specchio della porta. Angolo per il Casteltermini, palla sul primo palo, la palla filtra, Ferrigno, poi la conclusione di Yallov, palla fuori. Calcio di punizione per il Casteltermini, Rossano, sesto minuto della ripresa. Parte Rossano, palla in aria di testa, Fayet, palla sul fondo, brivido per l'Akragas. Poi palla in avanti per lo scatto di Agnello, attenzione, Agnello entra in aria, lo prende Ferrigno, il cross morbido a Ruscia, anticipa Guadagnoli, strano per Prestia che prende il tempo a Noto, ancora Prestia per Pavisic, Santiago 2-0 Akragas, passaggio perfetto millimetrico di Prestia, Santiago Pavisic. L'Akragas attacca ancora a destra con Prestia, si accentra Prestia, è un tiro in porta, la deviazione e poi la super parata di Catanzaro, palla in angolo. 48esimo, punizione Akragas sul pallone Marra e Giovanni Taormina, fischia l'arbitro, finta di Marra, a parte Taormina, cross in aria, Jama con la testa, Jama, primo gol per lui con la maglia dell'Akragas. Il gol di Jama per il 3-0 Akragas, incornata vincente, è andato in cielo, ha preso l'ascensore e ha trafitto l'incolpevole Catanzaro. Punizione Akragas, altro schema, finta di Marra, parte Taormina, palla sul secondo palo, ancora Akragas vicino al gol con il neoentrato Capraro e non c'è più tempo, finisce qui, vince e con grande merito l'Akragas. 3-0 contro un volenteroso Casteltermini. I gol nel primo tempo Finessi, poi nella ripresa Pavisic e Jama, due espulsi, entrambi nella ripresa per reciproche scorrettezze, Piuca ed il capitano del Casteltermini. È tutto da Casteltermini, vi ricordo il finale. Casteltermini 0, Akragas 3, Akragas che guadagna altri 3 punti fondamentali per il secondo posto, occupato momentaneamente dal Misilmeri che ha perso in casa lo scontro contro il Canicattì. Sì, l'importante era dare continuità ai risultati che stiamo avendo in queste ultime partite. C'è ancora da migliorare molto, stiamo cercando di farlo partita dopo partita, però come dicevo era importante vincere e pensare appunto partita dopo partita e ci prepareremo per domenica per il Castellammare. Sì, sapevamo che c'erano delle assenze, però non volevamo trovare alibi. Tutti i ragazzi che sono stati impegnati oggi dal mister hanno dato il massimo e va bene così. Un girone A che è certamente molto interessante, non tanto ormai per la probabile vittoria finale del Canicattì, ma quantomeno per quanto riguarda la griglia dei 4 posti disponibili per i playoff. Vedremo cosa succederà a partire dai prossimi scontri diretti. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone B. Il riposo settimanale del Ragusa Calcio ha permesso alle 2 squadre messinesi di allungare in classifica, vittoria sia per l'Igea 1946 che per la Ionica FC. Guardiamo il tabellino di questa sesta giornata di ritorno. Città di Siracusa batte Atletico Catania 10-3, Carlentini batte Acicatena 2-0.
Igea 1946 batte Città di Taormina 1-0. Ionica FC batte Real Siracusa Belvedere 5-1. Nebros batte Città di Viagrande 2-1. SC Palazzolo batte Santa Croce 3-2. Hanno riposato Ragusa Calcio e Virtus Ispica 2020. In testa troviamo questa settimana l'Igea 1946 con 51 punti, con 50 la Ionica FC, con 46 Ragusa Calcio, 36 per il Carlentini, 31 punti Città di Siracusa, 30 per Nebros, 29 punti per il Città di Taormina, con 22 SC Palazzolo, 19 Virtus Ispica, 18 punti per Real Siracusa Belvedere ed AC Catena, 12 punti per il Santa Croce, 10 punti Città di Viagrande, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Riposerà domenica prossima l'Igea 1946, ne potrebbe approfittare a questo punto il Ragusa Calcio di Raciti, che giocherà certamente una partita abbordabile contro la Virtus Ispica 2020, ma guardiamo il tabellino completo. Città di Taormina Ionica FC, AC Catena Santa Croce, Città di Viagrande Città di Siracusa, Ragusa Calcio Virtus Ispica 2020, Real Siracusa Belvedere Carlentini, SC Palazzolo Nebros, riposeranno Atletico Catania ed Igea 1946. Parliamo dell'Igea 1946, partita non facile contro un Maidomo Città di Taormina, è finita 1-0. È la settima giornata del girone di ritorno del campionato di eccellenza e Peppe Furna ritorna con il suo Città di Taormina dal Contres Barone di Barcellona per affrontare la capolista Igea 1946. Il Città di Taormina entra in campo indossando una sovramaglia No War sia alla pace, ricordando come la guerra non sia mai la soluzione. Avvolti dai fumogeni, il signor Branzoni di Mestre può dare il via alla contesa, si parte dal Contres. C'è tanto spazio per l'Igea, Stassi però traccheggia, attende l'arrivo dei compagni, pennella questa palla dove c'è Assenzio, destro al volo, palla alta. Rimessa in gioco per Assenzio che resiste alla marcatura e poi serve Nicevic che mette una palla molto interessante sul secondo palo, Stassi stacca, la palla schizza verso De Marco, è trovato, fa un miracolo in spaccata. È pronto Maximiliano Lucarelli, palla sul primo palo, la gira Assenzio. Nessun problema per Sannè, si riparte con una rimessa dal fondo. Durata circa un quarto d'ora la forte pressione dell'Igea, adesso però il Città di Taormina recupera una palla molto interessante e Abate che prova a portarla in avanti e serve Santino Biondo che allarga a sinistra verso Ginago dentro per Famadi, prima intenzione per Biondo, ha un po' di spazio, Biondo la mette dentro col sinistro, Paterniti la fa sua però. E il rilancio favorisce subito Assenzio che prova a dialogare con Stassi, una serie di rimpalli, la palla schizza alle parti di De Gaetano che la fa filtrare per Assenzio tutto per tu con Sannè, apre troppo il diagonale in contropiede, sciupa una grande chance. Rimessa con le mani di Tonzuso che scambia con Famà, poi Ancione fermato, prova a ripartire l'Igea, buono questo recupero palla alto di Tonzuso, poi strano, Ancione la fa filtrare per Biondo che entra in aria, Biondo col destro, sul primo palo! Con la mano aperta Paterniti mette in calcio d'angolo, ha approcciato molto bene alla ripresa il Città di Taormina. La rincorsa di Assenzio, la palla dentro, resta lì, c'è Trimboli col sinistro, fa 1-0 Trimboli. Nel momento migliore del Città di Taormina l'Igea trova l'episodio che sblocca il punteggio con il classe 2002 al primo gol del suo campionato. Gestisce adesso De Marco che in palleggio poi allarga a sinistra verso Urso che rientra verso il destro, tiro cross. Non ci arriva nessuno e la palla diventa comoda per Paterniti. Finisce qua, l'Igea batte il Città di Taormina per 1-0, decide il match, il gol al 66esimo di Marco Trimboli, classe 2002 di casa, che regala 3 punti d'oro ai barcellonesi che restano in testa alla classifica. Per il Città di Taormina un KO dopo 2 vittorie consecutive e gli ionici restano nella pancia della classifica. Anche in questo girone saranno certamente gli scontri diretti a decidere la vittoria finale. Chiaramente poi le rimandate si giocheranno tutto nei play-off. Voltiamo pagina, però prima subito uno spazio pubblicitario.
La puntata del martedì di penalty su Gold 78 HD, subito iniziamo con i 4 gironi del campionato di promozione e partiamo con il girone A. Conferma per la Resuttana San Lorenzo che addirittura rifila 8 reti al Lascari Cefalù. Guardiamo il tabellino dei risultati. Resuttana San Lorenzo batte Lascari Cefalù 8-0, Fulgatore batte Alba Alcamo 2-0, Casteldaccia batte Raffadali 1-0, Città di San Vitolo Capo batte Città di Carini 2-0, Folgore Castelvetrano batte Supergiovane Castelbuono 4-0, Gangi Partinica Audace 2-1, Camarat batte Villabate 3-0. Sulla scia del Resuttana San Lorenzo resiste soltanto il Casteldaccia. La squadra palermitana comunque continua ad essere leader ormai dall'inizio di stagione di questo girone A del campionato di promozione. La troviamo in vetta questa settimana con 43 punti, 39 per il Casteldaccia, 35 Folgore Castelvetrano, 33 Gangi, 32 Raffadali, 30 Lascari Cefalù e Fulgatore, 27 punti Alba Alcamo, 21 Città di San Vitolo Capo, 17 punti Città di Carini, 15 il Camarat, con 14 il Partinica Audace, 11 punti il Villabate, chiude la classifica Supergiovane Castelbuono con 10 punti. E parliamo adesso del girone B, anche se in questo girone troppe partite rinviate. Ci sono effettivamente da recuperare un po' di partite in questo girone B del campionato di promozione. Domenica addirittura 3 partite rinviate. Guardiamo il tabellino. Torrenovese batte Messana 1-0, rinviata Gioiosa Profalcone. Stefanese batte Milazzo 2-1, Gescal batte Atletico Messina 3-1, Sant'Angiolese batte Promende 1-0. Rinviate Sinagra Calcio Castelluccese e rinviata pure Rocca Acquedolcese Valdinisi. Rocca Acquedolcese che deve ancora recuperare 3 partite ma che continua ad essere leader di questo girone B del campionato di promozione. In classifica la troviamo in testa anche con la Torrenovese e il Promende con 35 punti. Con 31 il Milazzo, con 30 Messana 1966, 29 punti per il Profalcone, con 25 Sant'Angiolese, con 23 punti l'Atletico Messina, con 22 Castelluccese, 19 per la Gescal, con 17 punti Gioiosa, Sinagra Calcio e Valdinisi e chiude la classifica la Stefanese con 8 punti. Ricordiamo, come ho detto poc'anzi, Rocca Acquedolcese 3 partite da recuperare, 2 partite da recuperare per la Castelluccese, mentre una partita solo da recuperare per la Torrenovese, Profalcone, Gioiosa, Sinagra Calcio e Valdinisi. Torrenovese che fa il colpaccio contro il Messana, Torrenovese che con questa vittoria raggiunge la vetta della classifica. Firma l'impresa la Torrenovese che batte a domicilio la Messana e aggancia in testa alla classifica Rocca Acquedolcese e Promende. I rosanero si aggiudicano il big match della quinta giornata di ritorno del girone B di promozione ed interrompono inoltre la striscia di 10 risultati utili di fila dei padroni di casa. In un primo tempo avaro di emozioni e comunque la Torrenovese ad avere l'occasione per passare, ma il tentativo di Chicco Danna al 15° si perde di poco sul fondo. La Messana risponde alla mezz'ora con il destro di Cardia, ben controllato da Inferrera. Nella ripresa però il tecnico rosanero Nardi dopo 4 minuti manda nella mischia Cariolo al posto di Di Pietro ed il neoentrato impiega 180 secondi per diventare il protagonista del match quando al 52° raccoglie l'angolo di Danna e con un perfetto colpo di testa mette alle spalle di Ciraulo, facendo così Messana 0, Torrenovese 1 e gioia incontenibile per l'attaccante rosanero che pur non al meglio delle condizioni fisiche riesce a farsi trovare al posto giusto
al momento giusto per firmare così il vantaggio per i suoi e il suo secondo centro in campionato. La Messana non ci sta e tenta di reagire con la punizione di Giordano, che in Ferrera è bravo a bloccare in due tempi, ma la Torrenovese prova a chiudere la partita e al 62esimo il sinistro di Ceraulo dal limite non inquadra lo specchio della porta. Poi però i padroni di casa cominciano a spingere alla ricerca del pareggio. Al minuto 65 Romeo strozza troppo la conclusione, che si perde sul fondo. 2 minuti dopo il tiro di Arena dal limite sorvola di poco la traversa. Ancora Arena al 72esimo con una gran botta da fuori trova un super in Ferrera a negargli la gioia del pareggio e l'estremo rosanero dice di no anche al mancino di Mondello. Un minuto dopo insiste la squadra di Luca con lo scatenato Arena, che viene fermato nuovamente dal decisivo intervento di Inferrera. La Torrenovese cerca di colpire in contropiede, prima reclama un rigore su Ceraulo, sul quale il signor Mastro Simone lascia giocare, e poi la punizione calciata da Adamo costringe Ceraulo a rifugiarsi in angolo. Nel finale però la Messana tenta il forcing disperato, ma ancora Inferrera e Parisi sbarrano la strada ad Arena e Cardia. Al 95esimo gli ospiti rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Peppe Mazzuff, che si becca il secondo cartellino giallo della sua partita per il fallo su Mastroieni. Quindi nell'ultima azione della gara Mastroieni reclama la concessione del calcio di rigore per un presunto tocco di Servian, ma il fischietto palermitano dice di no. Dunque può festeggiare la squadra di Nardi, che incassa 3 pesantissimi punti e sale in classifica quota 35 al primo posto, mentre la Messana rimane in quinta posizione con 30. Voglio ricordare che la partita Rocca-Acquedolcese-Valdinisi verrà recuperata il 16 marzo. Detto questo, vedremo poi con i recuperi la classifica tra qualche settimana come verrà definita. Per intanto voltiamo pagina e subito parliamo del girone C. Anche questa settimana le 3 squadre di testa tutte vittoriose, seppur di misura. Guardiamo il tabellino di questa quinta giornata di ritorno. FC Motta batte Ciclope Bronte 1-0, Leonfortese batte Mister Bianco 1-0, Armerina batte Lavinaio 1-0, sonante vittoria dell'Atletico Nissa contro l'Atletico 1994, Città di Caletabiano batte San Gregorio 4-0, Don Bosco 2000 batte Gimnica Scordia 4-1 ed infine Realaci batte Belpasso FC 2014 1-0. Partiamo con la vittoria dell'FC Motta 1-0 contro il Ciclope Bronte. Era importante vincere questa partita e la squadra di Di Maria ci è riuscita. Benvenuti dal comunale di Motta Sant'Anastasia. Per FC Motta Ciclope Bronte, gara valida per il campionato di promozione. Dirige l'incontro il signor Giovanni Marco Arena della sezione di Palermo, coadiuvato da Artellini di Ragusa e da Saracino di Ragusa. Gioca nella propria metà campo l'FC Motta. Pallone in verticale, controlla Sinatra, che prosegue l'azione da solo, si accentra il numero 20, carica il mancino. Fuori misura questa conclusione. Rimessa laterale per la Ciclope Bronte, va a vuoto San Filippo, c'è la deviazione, poi si gira Ruffino. Rimane in traiettoria il portiere del Motta, ma occasione per gli ospiti. Riceve sulla destra Sinatra, pallone orizzontale per Luca, c'è la pressione di un avversario, scarica quindi sulla corsia mancina, qui c'è la conclusione. Risponde in corner Palermo. Grande occasione per l'FC Motta. Ruffino, punta un avversario, poi scarica sulla destra per San Filippo, controlla, si accentra il 22, c'è la deviazione, ci prova la formazione rossonera, in possesso per il Motta nella propria metà campo, c'è la pressione di San Filippo, arriva anche l'intervento di Ruffino senza fallo secondo il direttore di gara, prosegue il 9, conclude, risponde Gulì e poi libera l'area un compagno. Luca, pallone filtrante nella zona di Inserra, ha davanti Basile il numero 9 e poi va da Montalto, che si divora il gol del vantaggio, occasionissima per il 10, corner dalla sinistra per il Motta, stacca prima di tutti Montalto, fa 1-0,
Subentra dalla panchina e la sblocca lui, il capitano. Festeggiano tutti intorno al numero 10. Rivediamo il suo tocco decisivo. Convalida Arena ed è 1-0 FC Motta. Possesso per gli ospiti, riceve Ruffino. Trova poi Ingida che gli restituisce il pallone. Ci prova Ruffino. Blocca Gulì. Prova l'ultimo assalto la formazione ospite. Qui c'è un colpo di testa ad anticipare. Poi guarda l'orologio Arena, dice che può bastare così. FC Motta batte Ciclope Bronte 1-0 grazie alla rete di Montalto. Real Aci che vince 1-0 contro il Belpasso FC 2014, un Real Aci certamente un po' in affanno da qualche settimana, ma che comunque continua ad essere leader, in questo caso insieme all'FC Motta, di questo girone C del campionato di promozione. Guardiamo gli highlights. Acquisite il passaggio del turno in Coppa Italia contro i Gescali, il Real Aci si rituffa nel campionato per tenere il passo del Motta vittorioso sabato contro il Bronte. Avversario il Belpasso di mister Peppe D'Antona, ancora in corsa per la zona playoff, nonché una delle squadre che ha fermato il Granata sul pari nel match d'andata. Punizione di Bozzanga, testa di Garozzo e palla di poco a lato. Il pallone va a corto e finisce sulla testa di Garozzo che fa da sponda per Mongelli. Mongelli da fuori aria, debole e facile per Porto. 15° minuto sul cronometro, Vitale rinvio lungo verso Mongelli. A duello con Ricceri che tocca il pallone di testa. Poi Mirabella svirgola e favorisce Garozzo. Garozzo e pallonetto col mancino. Bersaglio sfiorato. Primo attacco anche per il Belpasso. Punizione di Perla. Pallone che schizza verso Siciliano che lo rimette in aria verso Nicolosi. Spalle alla porta. A duello con Pennisi. Nicolosi riesce in qualche modo a passare. Ancora Nicolosi col piatto sinistro. Colpisce male e grazie alla difesa granata. Pennisi trova Napoli libero. Napoli alza la testa e poi con l'esterno lancia sulla fascia sinistra Garozzo. Garozzo ha spazio per spingere. La mette in mezzo dal fondo per Mongelli. Anticipato dall'uscita di Porto, ma arriva Licata che tiene viva l'azione. Uno sguardo all'indietro. Serve De Carlo. Ancora De Carlo. Attacca l'aria. Fermato. Il pallone schizza a Bozzanga. Bozzanga da fuori. Senza precisione. Belpasso che prova a giocare palla a terra. Qui Ricceri rischia tanto. Gli ruba palla a Mongelli. Garozzo. Porto respinge, che rischio per la difesa belpassese. Vitale, ancora in profondità. Cerca sempre Mongelli, che stavolta vince il duello aereo. Pallone va a Marino. Marino per Garozzo. Mongelli di prima, in profondità per De Carlo, che si porta avanti il pallone. De Carlo provvidenziale l'intervento di Mirabella. Punizione dalla destra per il Real. Va Garozzo, la mette in mezzo per Mongelli. Il pallone si alza a campanile, non esce Porto. Rovesciata di Campanella, rovesciata di Mongelli che colpisce Napoli. E poi in qualche modo il Belpasso si salva. Mongelli riceve palla a spalla alla porta e poi apre bene ancora su Marino. Marino ancora all'1 contro 1. Stavolta si porta il pallone sul destro. Fino in fondo Marino la mette bassa per Mongelli. D'Antone si supera. Poi De Carlo prova il destro. D'Antone. Arriva Mongelli. Ancora D'Antone che tiene a galla il Belpasso che si salva. E ancora 0-0. Reazione immediata del Real. Corner di Marino. Verso Campanella, il pallone schizza verso Castelli al volo, traversa, il pallone non è entrato, arriva Zagami e poi allontana Ricceri, che brivido ancora per il Belpasso. Real ancora pericoloso da piazzato, Bozzanga in mezzo per Pennisi, D'Antone in calcio d'angolo. Dalla bandierina va Marino, in mezzo per Zagami, D'Antone, arriva Campanella e 1-0 per il Real Aci, salvo Campanella, il capitano. Il primo gol con la maglia granata, si sblocca il punteggio. Real Aci 1, Belpasso 0. Nicolosi la mette in mezzo, allontana Campanella, poi Carbonaro, tiro da dimenticare. Arriva Napoli che lancia il contropiede di Castelli. Castelli è affiancato dalla corsa di Licata. Può andare in 1 contro 1 Castelli, salta un avversario, arriva da dietro Mongelli che riappoggia su Castelli. Castelli il sinistro, non riesce a chiudere i conti. Finisce così. Real Aci batte Belpasso 1-0, decide la prima rete stagionale di Salvo Campanella. Una vittoria preziosissima che permette alla squadra di Marcello Manca di mantenere il primato in classifica al pari del Motta. Domenica si torna a giocare per la 19ª giornata di questo appassionante campionato, con i Granata che andranno a fare visita allo Scordia.
In questo girone C ancora una volta saranno gli scontri diretti a decidere il risultato conclusivo di un girone che certamente ci ha regalato tantissime emozioni. Parliamo adesso del girone D. Non si arresta il cammino vittorioso del Mazzarrone, ennesima vittoria fuori casa. Guardiamo il tabellino della quinta giornata di ritorno. Megara Calcio batte Città di Comiso 1-0, Frigentini batte Pro Ragusa 2-0, Priolo Gargallo batte Calcio Scicli 3-0, Mazzarone batte Città di Avola 2020 5-1, Modica Calcio batte Città di Caricattini 3-0. Pareggio tra Club Calcio Vittoria 2020 RG 2-2 ed infine Sporting Eubea batte Nuova Città di Gela 1-0. 4 punti di distacco con una partita in meno. Parliamo chiaramente di un Mazzarone che vola verso il campionato di eccellenza. Classifica completa. Mazzarone 41 punti, Modica Calcio 37, 33 Città di Comiso, 31 Nuova Città di Gela, 30 punti Sporting Eubea, 29 Frigentini, 26 Priolo Gargallo, 25 Club Calcio Vittoria 2020, 20 punti Città di Canicattini, con 19 il Pro Ragusa, 18 Megara 1908, 17 punti Città di Avola 2020, 14 per RG, chiude la classifica Calcio Scicli con 9 punti. E come ho detto poc'anzi, una partita da recuperare da parte del Mazzarone, la partita riguarda lo scontro contro lo Sporting Eubea. Poteva e doveva essere certamente la partita del rilancio e invece non è stato così, perché il Frigentini vince contro il Pro Ragusa. Guardiamo gli highlights.
siamo stati sfortunati, è stata una partita caratterizzata soprattutto dal vento qui al Selvaggio. Abbiamo giocato bene, analizzando tecnicamente la partita abbiamo giocato bene noi e solo loro sono stati fortunati, hanno avuto 2 occasioni e hanno fatto gol. Speriamo nelle prossime giornate di poter fare qualche punto per raggiungere la salvezza, che è comunque il risultato che noi come dirigenza ci siamo prefissati all'inizio del campionato, e quindi speriamo magari nelle prossime giornate di poterlo raggiungere. Approfitto di questa intervista per poter fare i miei complimenti al Ragusa Calcio per aver conseguito e per aver vinto la Coppa Italia di eccellenza, un risultato storico per tutta la città di Ragusa, e noi come dirigenza del Pro Ragusa facciamo veramente i nostri complimenti alla dirigenza prima e alla squadra poi. È uno Sporting Eubea che non ti aspetti, anche perché spera nell'aggancio playoff. Vince 1-0 contro la Nuova Città di Gela. Guardiamo gli highlights. Benvenuti al franco vassallo di Lico di Eubea per questa 18ª giornata del campionato di promozione. Gialloneri di mister Ciccio Evala, ospiti dello Sporting Eubea del tecnico ex Gela Alessio Catania. Parte subito forte il Gela al primo minuto con Giaquinta che di destro manda alto. Al minuto numero 11 Iannizzotto serve Ascia, ma il sinistro del capitano gelese termina alto. Al 22esimo Scera si libera bene, ma la sua conclusione termina all'atto. Minuto 27 ancora una conclusione fuori misura di Ascia. Padroni di casa che si vedono dalle parti di Pizzardi al 27esimo con un bel fraseggio al limite dell'area con il tiro di Maraffino smorzato da Tomaino. Alla mezz'ora Giaquinta mette dentro un pallone invitante per Iannizzotto, ma Dadone anticipa il numero 10 giallo-nero. Al 34esimo punizione del capitano dello Sporting Ronny Valerio che trova sul secondo palo Maugerri, conclusione parata da Pizzardi. Al 38esimo uscita avventata di Pizzardi con Gallo che tenta la via del gol, ma la palla termina fuori. 41esimo ancora il capitano Valerio che si accentra, ma la sua conclusione è deviata in angolo. Primo tempo gli sgoccioli con Ascia che serve Scera che per poco non aggancia in area. Squadra a riposo con il punteggio fermo sullo 0-0. Nella ripresa parte subito forte lo Sporting Eubea con Ciarti che serve Maraffino, tiro centrale parato da Pizzardi. Al 12esimo Dadone serve Gallo, la sua conclusione è deviata in angolo da Rafa. Dal successivo calcio d'angolo ancora padroni di casa pericolosi con Maugeri che svetta di testa palla che sorvola la traversa. Al minuto 19 Sporting che passa in vantaggio, calcio d'angolo di Ronny Valerio che trova sul secondo palo Angelo Mascoli pronto a ribadire rete. 1-0 per la formazione di casa. Gela che prova la reazione al minuto 23 con il neo entrato Ferlito che tenta la direzione vincente da 2 passi, ma Mangione si salva in angolo. Al minuto 26 un'uscita avanzata di Pizzardi con il pallonetto, questa volta di Maraffino di poco alto. Gialloneri in avanti ancora con Ferlito, palla deviata ancora una volta in angolo. Al 31esimo lo Sporting ci prova sul calcio piazzato a raddoppiare, ma la parabola di Giuffrida trova Pizzardi pronto a mettere le ali e a salvare in angolo. Non succede più nulla e dopo 5 minuti di recupero l'arbitro messinese decreta la fine del match con lo Sporting che batte il Gela per 1-0, portandosi ad un solo punto di distacco proprio dai gelesi che occupano la quarta piazza con 31 punti all'attivo. Se il risultato finale per la vittoria di questo girone D del campionato di promozione sembra ormai deciso, è anche vero che la griglia dei playoff è ancora tutta da decidere. Vedremo cosa succederà soprattutto negli scontri diretti tra marzo ed aprile.
Abbiamo concluso i 4 gironi del campionato di promozione e adesso subito il rullo con i risultati e le classifiche dei 7 gironi del campionato di prima categoria. Si conclude qui la puntata odierna di Penalty ore 13 sul canale 17 di Telerent 7 Gold. Noi ci rivedremo chiaramente la prossima settimana, martedì sul canale 78 del digitale terrestre con Gold 78 e poi con i 2 appuntamenti settimanali sul canale 17 con Penalty ore 13. Grazie a tutti per averci seguito e appuntamento alla prossima settimana. Dai raga! Dai, dai, dai! È il momento nostro, eh! Va bene, la squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo! La puntata di Penalty vi aspetta ogni martedì alle 21 su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, e siamo in onda anche su 7 Gold, canale 17, ogni mercoledì e giovedì tra le 13 e le 14. Ti aspettiamo!